Siamo un po' allibiti e non sapevamo di quello che è successo. Almeno dalla nostra zona qua non pareva fosse tutto questo cancan. In paese si sapeva che c'era qualcosa che non andava, ma mai la gente si sarebbe aspettata un'evoluzione così clamorosa dei fatti che correvano sì di bocca in bocca, ma ai quali sovente si era dato il peso di un chiacchiericcio senza reale fondamento e nulla di più. E invece l'arresto del primo cittadino Mirko Mestre, del referente indiscusso del clan dei Casalesi Luciano Donadio e di altre 16 persone residenti a Eraclea, tutte con l'accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico, ha avuto l'effetto di un uragano, per qualcuno propiziatorio di una nuova vita per la cittadina del litorale veneziano. È giusto così, perché alla fine se aveva preso i voti si era messo d'accordo, o le cose si fanno giustamente oppure non si fanno, cioè. Quindi se aveva perso, è giusto così alla fine che l'hanno preso. Purtroppo ce l'aspettavamo, diciamo, sentendo le voci in giro, è così, noi dobbiamo solo sopportare perché siamo i poverini del paese, diciamo. Dal sindaco sì, siamo stati proprio sorpresi perché non ce l'aspettavamo proprio di questa cosa. Purtroppo la vita è questa. Io ho un'attività commerciale qua a Eraclea, non ho mai visto nulla di speciale, a parte il centro SNAI, ma non uso frequentare quei tipi di centri, diciamo. Mai pensato a niente di questo. Oggi, come se non bastasse ad avvelenare il clima in paese, la notizia di presunte irregolarità nella selezione pubblica che si è svolta una settimana fa in comune per l'assunzione di agenti di polizia locale. A reggere le sorti del municipio Eraclea è rimasto il vice di Mirko Mestre, Graziano Teso, che poi del primo cittadino è stato anche il mentore. Pure lui è indagato nella medesima inchiesta. Cosa accadrà ora a Eraclea? La norma parla di sospensione di diritto del sindaco e la prefettura di Venezia dovrà esprimersi a breve. Non esclusa anche l'eventuale richiesta di scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, ma la procedura è articolata e rientra nelle facoltà di prefettura e Ministero dell'Interno.